Allora, con il consigliere regionale Costantino Toniolo, presentata la lista di area popolare Contosi di Vicenza NCD UDC. Sì, abbiamo presentato una lista che è una lista molto competitiva, che è costituita da imprenditori, liberi professionisti e anche da amministratori molto capaci e molto esperti. Abbiamo dato anche un segnale di rinnovamento perché ci sono anche dei giovani che sono impegnati anche con ruoli molto importanti nei loro rispettivi comuni e credo che il segnale che noi abbiamo dato oggi sia quella di una lista del fare perché in questo momento credo che la distanza dei partiti dai cittadini sia molto lontana e abbiamo assolutamente necessità di riappropriarci del territorio e di lavorare in sinergia per dare risposta allo stesso. Sicuramente in questi anni c'è chi ha lavorato in maniera molto proficua e per quanto riguarda il sottoscritto con presenze ad esempio in Consiglio regionale del 100% o con un lavoro di Presidente della prima commissione che è quella commissione che ha lavorato in maniera più efficace, efficiente e anche numericamente più importante e soprattutto io credo per dare delle risposte, abbiamo dato delle risposte concrete, faccio alcuni esempi su temi importanti dove il mondo insomma, economico legato a settori in difficoltà come l'edilizia e tutto quello che ci gira intorno, abbiamo dato delle risposte importanti con il piano casa. Abbiamo sicuramente lavorato anche su quello che è il contenimento dei costi della politica, ma soprattutto anche su quello che sono le riduzioni e le eliminazioni di società superflue, il fatto di una trasparenza all'interno della stessa, della meritocrazia e su questo credo abbiamo dato dei segnali importanti non solo per il Veneto ma anche per la nostra nazione. E credo che il lavoro da fare sia quello di continuare su questa strada per il piano casa, renderlo sicuramente un piano casa strutturale in modo che ogni 2 anni non ci sia da fare una proroga. Sul tema delle società, lavorare anche in ambito di società legate al mondo delle ULSS, quindi della sanità, perché anche lì sicuramente ci sono dei sprechi e bisogna assolutamente andare a razionalizzare. E su temi sensibili dove si fa grandissima demagogia, parlo dei temi della sicurezza con un emendamento fatto in finanziaria proposto dal sottoscritto che poi è stato approvato tutto il Consiglio. Abbiamo dato una risposta concreta nell'ambito della sicurezza che viene sentita in maniera molto sensibile dai cittadini con 5 milioni di euro a vantaggio delle realtà locali e dei servizi di polizia municipale. Abbiamo anche e ho in prima persona portato anche all'attenzione della Regione degli emendamenti sul tema della mobilità alternativa e quindi in finanziamenti significativi per quanto riguarda la rete delle piste ciclabili.